Eccoci qua. Allora, io intanto direi di vedere anche gli annunci che ci sono, perché sono sempre interessanti. Vediamo un attimo dalla regia se riusciamo a mettere in onda intanto qualche annuncio, incominciamo a commentarli insieme. Intanto possiamo dire che è importante puntualizzare che gli annunci che vedete sono annunci di persone che ci hanno autorizzato. Ci sono invece molte persone che non vogliono l'annuncio pubblico e quindi non lo vogliono all'interno del sito con o senza foto. E di tutte queste persone che non sono pubblicate potete avere i dettagli direttamente in ufficio, perché ci sono persone che amano esporsi, altre che invece sono interessate a far sapere il loro profilo solo a chi è in ufficio e può essere una persona che ha le caratteristiche giuste. Provincia di Belluno, Natalia, 36 anni, impiegata, cerca una gran brava persona, intelligente, con grande cuore, soprattutto maturo e responsabile, affettuoso, sincero, onesto. Allora, questa ragazza qua di 36 anni che vive appunto a Belluno, vive in questa zona un po' dove gli uomini sono più chiusi come carattere, sono anche uomini, devo dire, più leali, più veri e corretti, perché nella zona di Belluno sono un po' attaccati alla montagna e, come diceva Mauro Corona, ai valori veri, insomma hanno dei valori più veri, però hanno questo aspetto un po', questo modo di fare un po' più rude, se vogliamo, ecco. Quindi per lei, impiegata, che ha dei colleghi che conosce già, che sono già fidanzati, che sono a posto, è difficile perché non ci sono neanche tutti i luoghi di aggregazione che magari ci sono qui da noi, che non sono tantissimi ma che sono di più. La montagna è un po' più isolata anche come paesaggio. Non è cosa di poco conto comunque. E quindi si è rivolta a noi perché, avendo un ufficio poi anche a Belluno, cercava un ragazzo lì in zona o comunque in zone limitrofe, anche nella provincia di Treviso. E voi avete anche persone maschi della zona che quindi c'è possibilità di interazione, di mettere a contatto. Per esempio nella provincia di Belluno usano molto meno il web, perché ci sono anche zone dove, essendo là molto valli, meno ripetitori, meno possibilità di connettersi in modo lineare, quindi usano meno la rete, perciò in quelle zone là è ancora più importante il nostro apporto, perché fa da collante tra le persone. Allora, vediamo un altro annuncio, oppure so che sono arrivati anche dei messaggi, quindi anche quelli sono simpatici da leggere. Nella nostra pagina Facebook potete vederne tanti, e un'altra cosa interessante che potete vedere nella pagina Facebook sono le testimonianze delle persone che si sono rivolte a noi. Buongiorno signora Valeria, va bene, grazie mille, complimenti per il vostro aiuto. Già al primo appuntamento ho trovato una persona speciale che sto tuttora frequentando. Buona giornata. Caspita, ci sono delle persone che hanno, diciamo, più fortuna di altre. Secondo me vuol dire essere al posto giusto al momento giusto, perché non sempre il primo incontro veramente. Sì, ma anche ieri abbiamo chiamato un signore che era iscritto da un anno ed era scaduta l'iscrizione. Siccome aveva sospeso subito, al primo incontro aveva sospeso, perché ha detto: questa è una persona che a me piace, voglio frequentarla. Poi noi non l'abbiamo più sentito, perché aveva sospeso lui volontariamente l'invio di altri contatti. Lo abbiamo chiamato perché era la fine ormai del periodo contrattuale, aveva avuto solo una persona. E gli abbiamo chiesto: scusa, ma tu stai ancora frequentando questa ragazza, questa signora? E mi ha detto: sì, guarda, io sono a posto, non mi interessa nient'altro. Questo è un altro signore che ha avuto la fortuna di... È una cosa che, è un po'... Qui c'è un po' di fortuna, perché si è veramente nel posto giusto al momento giusto. Per altri bisogna avere più pazienza. Perché... Ma quando avete fatto questo abbinamento tra questo signore e la signora che è andata bene, eccetera, potevate immaginare, cioè avevate trovato degli elementi che potevano Devo dire che la collimare? collega, non sono stata io a fare questo abbinamento, è stata la mia collega, che comunque sono tutte bravissime perché lavorano lì da tanti anni. Proprio ieri mi diceva: guarda, che quando io ho chiamato questo, non dico il nome, ma insomma questo iscritto, gli ho detto: ti presento
il nome della signora perché questa è la donna giusta per te. Lo ha convinto, non lo so, ma non credo, considerato che da un anno si frequentano. Evidentemente la consulente aveva proprio visto molti punti in comune fra queste due persone. Comunque poi anche il vostro dietro le quinte è un lavoro impegnativo di responsabilità. È molto difficile, sì. Perché sì. con tutte le persone, cioè non puoi avere il quadro completo, perché magari una parla con una persona, uno con l'altra, cioè ci sono degli algoritmi che possono aiutare, il computer, qualcosa che fa No, un il computer abbinamento? ci aiuta solo a fare una scrematura, perché noi abbiamo migliaia di persone in varie province diverse, quindi il computer ci aiuta a fare una scrematura per provincia, per stato civile, per tipo di cultura, stato sociale, interessi, ma la scelta proprio fondamentale viene dalla consulente, perché la consulente intravede nella persona, sì, ma se fatta una selezione tra provincia, stato civile, altezza e interessi, quelli che rimangono vengono scelti poi dalla consulente che ha visto tutte e due le persone. Chi ha visto? Sì, visto, parlato, fatto colloqui. Noi non vediamo una sola volta il nostro iscritto o la nostra iscritta, la vediamo periodicamente perché vogliamo sapere come sono andati gli incontri, vogliamo avere un colloquio completo in ufficio per capire se possiamo migliorare, se dobbiamo cambiare qualcosa, se la persona vuole cambiare i parametri perché magari con questi incontri ha capito che qualcosa potrebbe spostarsi, quindi spostare l'età, la provincia, il fatto di volerla con figli, senza, straniera, sì, no, se accetta qualche... Sì. Un ringraziamento speciale a Valeria e tutta la sua equipe per averci dato l'opportunità di visitare con una persona speciale la romantica capitale dell'amore, Parigi. Giulia e Gianantonio. Sì, questi sono due ragazzi giovani che sono andati a Parigi e ci hanno inviato anche una bellissima cartolina oltre al messaggio, e sono andati a Parigi perché era la città dell'amore e hanno detto andiamo a farci una settimana e sono Quindi andati questi erano giovani invece? Giovani, sì, lei 27 anni e lui non so se 30, giovani insomma. Sì. Perché ricordiamolo sempre, anche sempre più persone molto giovani vengono da voi. Sì, molti giovani. Che differenza radicale, se c'è, esiste tra chi si rivolge molto giovane e chi invece ha una certa età? Ma direi che quelli che si rivolgono a noi non hanno una differenza tra più giovani e meno giovani, perché, ripeto, le persone che vengono da noi sono, secondo me, sono persone che hanno anche una marcia in più, perché hanno intanto il coraggio, perché ci vuole comunque del coraggio per raccontare a un'altra persona la propria storia. Quindi sono persone coraggiose, sono persone che hanno le idee chiare, sono persone che non vogliono perdere tempo, che sanno cosa vogliono e non vogliono prendere in giro nessuno. Questo mix di intenzioni buone è da persone che a mio avviso hanno una marcia in più, e quindi non è che variano da età a età, perché sono persone che hanno preso una decisione forte, una decisione importante, mentre chi non viene si culla nell'idea che vabbè tanto sono da solo, ma succederà che trovo per caso, oppure trovo nei social, oppure trovo più avanti, oppure sto bene da solo. Si danno da intendere tante cose che sono delle favole, come dicevamo prima, delle cose che non vogliono vedere ma che in realtà ci sono. Chi invece decide è come la persona che dice adesso basta star seduta, adesso vado in palestra e mi muovo. È una persona che ha deciso, ha preso una decisione importante, una decisione che poi va certo, anche perché la cosa che dice sempre è questa: non ci sono più le opportunità di una volta, contrariamente a quanto uno può immaginare, di contatti reali, veri, di ambienti così che possano facilitare le relazioni, perché diventa tutto sempre, è incredibile. Pur essendoci un sistema a portata di tutti con gli spostamenti, diventa tutto sempre più piccolo, no? È incredibile, perché le persone che vengono da noi, che sono persone normalissime, che hanno avuto un vissuto, una vita breve o più lunga, dipende dall'età che hanno,
raccontano quanto sia la difficoltà di incontrare persone nuove, quanto sia veramente profonda questa difficoltà. Poi, a parte incontrare le persone nuove, bisogna incontrare anche quelle giuste e quindi quelle motivate ad allacciare un rapporto duraturo, perciò si complica nella vita di tutti i giorni, nella vita normale ancora di più questa ricerca, cosa che invece diventa molto facile in agenzie, perché in agenzia si rivolgono le persone motivate, libere, che vogliono costruire un affetto, riformarsi una famiglia, trovare un compagno, cercano un rapporto, una relazione che sia emozionale ma anche duratura, non... Assolutamente, no, questo è importantissimo. Io vorrei vedere un altro annuncio, intanto se possibile dalla regia, perché effettivamente da quello si riescono anche a estrapolare tante situazioni, anche quello che tu stavi dicendo adesso del non perdere tempo. Provincia di Belluno, quindi restiamo nel territorio montano. Sì. Matilde ha 41 anni, sempre giovane, commerciante, aiuto, c'è sparita ecco. Eccolo qua, aiuto, eccolo qui. Matilde, 41 anni, posso darti del tu, lo prendo per un sì. Mi chiamo Matilde, ho 41 anni e dopo 12 anni di mala convivenza ho detto basta, cerco un uomo che apprezzi la donna che sono, cioè dolce e alla ricerca del vero e grande amore. Spero tu sia interessato. Un bacio. Questo è un annuncio mala convivenza che... Sì, la mala convivenza è un male abbastanza comune ultimamente, perché con la crisi accade che molte persone rimangono assieme perché non hanno i soldi per il doppio appartamento, non hanno i soldi per gli alimenti per i figli, in questa situazione. E credo che sia la situazione più terribile, perché essere da soli in due è veramente una condizione terribile. Volevo sapere, perché questo è venuto parlando con delle persone proprio a proposito di Club di Più, quindi è stato, e mi chiedevano con curiosità. Siamo un argomento sempre molto interessante. Esatto, sì, ma le persone sono curiosissime poi di sapere il dietro le quinte, quindi per quello noi cogliamo queste occasioni di chiacchierate proprio per svelare anche il dietro le quinte. Tanti dicono, ma è così bello scoprire una persona e non saper niente di lei, del suo passato, farselo raccontare, certo. Voi svelate qualcosa del passato delle persone quando mettete a contatto? No. Cioè, cosa viene rivelato? No, perché non ritengo giusto, innanzitutto per un motivo molto importante. Quando mi facevo la buona convivenza, l'esempio, ti metto a contatto con Matilde che guarda ha avuto una brutta esperienza passata. No, perché questo significherebbe mettere davanti i problemi all'incontro. Innanzitutto perché le persone noi le presentiamo, ma non è detto che sempre ci vada bene come la persona di prima che al primo incontro ha trovato la persona giusta. Può essere che ne incontrino 1, 5, 10, 20, dipende dal periodo in cui, dal periodo che dura l'iscrizione. Io ritengo che non sia giusto sventagliare la propria vita a tutte le persone che si incontrano, perché è giusto confidarsi con la persona con la quale pensiamo di instaurare un rapporto, che ci sia un feeling, forse anche di amicizia, ma se riteniamo che possa diventare un amico importante, ma non posso sventagliare la vita di tutte le persone a chiunque venga lì. A un certo punto, se saranno loro, se riterranno. Devono essere loro a capire chi hanno davanti, se questa persona che è davanti può diventare qualcosa di più di una conoscenza, e allora in quel momento possono anche aprirsi e raccontare il loro passato. Anzi, noi questo lo consigliamo, perché succede al contrario, che a volte quando si incontrano si raccontano tutte, anche i vedovi, le vedove, eccetera eccetera, si raccontano tutte mio marito, mia mamma, ma questo ostacola il rapporto e soprattutto, a mio avviso, non ha senso di esistere se la persona che è davanti magari non la vedrai più perché non ti è scattato il feeling, perché non è la persona che ritieni giusta per te. Quindi raccontare le cose del proprio vissuto quando si ha davanti una persona che si ritiene che possa comprenderle, capirle e condividere qualcosa con noi di più duraturo di una chiacchierata e basta. Altrimenti è sprecato, altrimenti significa buttare la nostra vita in pasto a tutti.
Certo, no, ma infatti correttissimo come discorso, no? Era proprio una curiosità. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo, abbiamo altri annunci e mi dicono anche messaggi che sono da leggere.